È stato arrestato dai carabinieri uno dei latitanti più pericolosi d'Italia, Francesco Pesce, 33 anni, sfuggito all'operazione All Inside dello scorso anno. La cattura è avvenuta ieri sera a Rosarno, all'interno di un capannone in un bunker interrato collocato nel cortile dell'azienda Demol Sud. In manette insieme a lui per favoreggiamento Antonio Pronesti, 44 anni. Un pregiudicato senza fissa dimora è stato trovato riverso a terra senza vita e con segni di violenza sul volto a Reggio Calabria. Si tratta di Marcello Paviglianiti, 55 anni. Sul posto agenti della polizia per i rilievi del caso, che hanno trovato, non lontano dal corpo, un bastone macchiato di sangue che secondo le prime verifiche sarebbe l'arma del delitto. Gli investigatori ipotizzano che l'omicidio sia stato commesso nel corso di un litigio. Il movimento antirazzista calabrese ha tenuto stamattina nell'area antistante l'ingresso del Cara di Sant'Anna nel Crotonese un sit-in di protesta dopo gli avvenimenti di violenza avvenuti nel centro e contro il governo Berlusconi e il ministro Maroni per aver impedito alla parlamentare del centro-sinistra Doris Lo Moro di visitare la struttura per verificarne le condizioni. Serata conclusiva ieri sera a Reggio Calabria della quinta edizione di Lega l'Italia, manifestazione dedicata al giudice Antonio Scopelliti nel ventennio della sua morte. Nel corso della serata, presentata dal giornalista Michele Cucuzza, sono stati mostrati alcuni fotogrammi di un documentario sul tema che andrà in onda nei prossimi mesi. Il premio Scopelliti 2011 è andato al giudice Giancarlo Caselli.